Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 15 persone sono finite in manette questa mattina nel corso di un'operazione di polizia organizzata da 16 questure in diverse città, tra cui Milano, con l'accusa di far parte di un'organizzazione vicina all''ndrangheta dedita all'usura. L'organizzazione criminale era legata al clan calabrese De Stefano, presente in Lombardia dagli anni 70. Oltre agli arrestati, gli agenti hanno eseguito decine di perquisizioni e sequestrato immobili per un valore stimato non inferiore agli 8 milioni di euro. 6 le persone vicine alla cosca Cordì di Locri che sono state arrestate dai carabinieri di Reggio Calabria per aver favorito le attività illecite del clan. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della DDA di Reggio Calabria, sequestrati anche beni per $500.000 di euro, tra cui una Cadillac ed una Ferrari, oltre ad alcuni esercizi commerciali. I reati contestati sono associazione per delinquere di tipo mafioso, usura e truffa aggravati dalle modalità mafiose. I carabinieri di Lamezia Terme hanno sequestrato a Pianopoli nel Catanzarese una mega discarica abusiva di rifiuti speciali realizzata sotto un tratto dell'argine del fiume Gaccia, lungo oltre 4 km. 5 gli avvisi di garanzia emessi nell'ambito delle indagini. Sotto l'argine del corso d'acqua sono stati trovati materiali ferrosi di vario genere ed Eternit. Tra i reati contestati, disastro doloso e deturpamento di bellezze naturali. Perquisito anche l'ufficio tecnico del comune di Pianopoli. I carabinieri di Ciro Marina hanno arrestato Saverio Parrilla, 45enne, con l'accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma bianca. Ieri, in contrada Difesa Piana, un litigio tra l'arrestato e il suo datore di lavoro era finito con l'accoltellamento al collo di FZ, 38 anni. Parrilla, fino a qualche tempo fa, era dipendente della cantina vinicola dell'Uomo. La Regione Calabria e 32 enti hanno sottoscritto a Catanzaro un protocollo d'intesa sull'immigrazione con l'obiettivo di programmare e coordinare azioni per favorire l'integrazione. La presentazione è avvenuta presso la sede dell'assessorato regionale alle politiche sociali, guidato da Francesco Antonio Stilitani, che ha sottolineato come lo scopo dell'intesa sia la costituzione di una rete regionale per la coesione sociale e per la realizzazione di iniziative per l'integrazione degli immigrati. Un seminario informativo sul progetto anagrafe regionale dell'obbligo formativo si è svolto ieri presso la Sala Azzurra della provincia di Crotone. Si tratta di un'iniziativa del Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria che è stata affidata all'azienda Calabria Lavoro. Il seminario si è aperto con il saluto dell'assessore provinciale al lavoro e alla formazione Pietro Durante, mentre i dettagli del progetto sono stati forniti dai consulenti dell'azienda Calabria Lavoro. È stato presentato a Catanzaro il volume La Calabria del Viceregno Spagnolo, storia, arte, architettura e urbanistica, curato dalla professoressa dell'Unical Alessandra Anselmi. L'iniziativa è promossa dalla provincia e dall'ambasciata di Spagna in Italia. Le consigliere di parità della regione Maria Stella Ciarletta e Tommasina Lucchetti hanno presentato sempre a Catanzaro i 2 volumi, Il bilancio di genere in Calabria, strumento di sviluppo sociale e territoriale, e La violenza contro le donne, profili familiari, lavoristici e penali. Ritorna la salita della Sila, la gara nazionale di velocità in salita tra auto più antica d'Italia, corsa per la prima volta nel lontanissimo 1924. Alla provincia di Cosenza, ieri mattina, il presidente Mario Oliverio e l'assessore allo sport Pietro Lecce, il presidente ACI Cosenza Corradino Aquino e il pilota Antonio Ritacca hanno presentato il ricco programma della competizione automobilistica che si disputerà il 3 e 4 luglio prossimi, naturalmente in Sila. Ieri sera in piazza Metropolis a Rende la provincia di Cosenza e l'assessorato alle politiche giovanili hanno concluso il progetto Risorsa Giovani Calabria con la proiezione all'aperto di Prima del buio, il cortometraggio realizzato per sensibilizzare i giovani contro l'abuso di alcol e un concerto gratuito. La piazza si è trasformata in una grande discoteca all'aperto e conduttrice della serata Serena Garitta, vincitrice del GF4. Diversi gli ospiti presenti, tutti uniti per dire no alle stragi del sabato sera.